ma io sono sempre più stupita ogni lunedì sera di queste voci meravigliose. Alice Pedol, che ha vinto il concorso con la musica di Angela, Le notte del cuore. Ma cos'è sta voce? Ma dove tirate fuori tutta sta voce? Grazie. Ma da dove la tiri fuori? Non mi hai mica risposto. Beh, Sei nascosta direttamente dal viso, e allora vi presento subito gli ospiti, però prima, voi lo vedete già, li vedete già, io leggo questa prima di presentarli. In 50 anni la radioterapia oncologica trevigiana ha assicurato il trattamento radiante a circa 75.000 pazienti che hanno vissuto l'esperienza della patologia neoplastica. Vogliamo dedicare questo volumetto alle loro storie e a quelli di tutti i professionisti medici, tecnici, infermieri, fisici che si sono presi cura di loro con impegno, passione ed amore. È con noi il dottor Gava Alessandro, grazie dottore, assieme alla dottoressa Marinelli Ilaria, grazie dottoressa. Abbiamo anche con noi, chi non lo conosce, Abdallah Karzai e la signora Mara Basso. Io sono emozionata, perché fra poco vedremo dei filmati che toccheranno il nostro cuore, ma che vi faranno soprattutto capire che non bisogna aver paura di affrontare questi mali terribili. Questi mali terribili che sentirete anche dopo da queste interviste che abbiamo fatto, addirittura un 40% sono curabili. Dottor Gava, intanto grazie di essere qui, grazie di aver accettato il mio invito. Come iniziare, dottor Gava? Da dove iniziamo per far capire che non devono avere tutta questa paura di queste terapie? Possiamo dire senz'altro che abbiamo voluto celebrare i 50 anni della radioterapia trevigiana, che è nata anche nel nostro ospedale nel 1969. È stato un anno importante per l'ospedale di Treviso, perché in quel biennio sono nati circa una decina di reparti che hanno permesso all'ospedale un grande sviluppo
infatti nel 1970 è diventato ospedale regionale. La radioterapia ha mosso i primi passi nel 1963 con l'arrivo di un cobalto, di una bomba al cobalto, e poi è stata istituita come struttura autonoma nel 1969. E noi con questo convegno e con questa pubblicazione che abbiamo realizzato vogliamo ricordare appunto le storie di oltre 75.000 persone che hanno attraversato il percorso oncologico in radioterapia, i primari che mi hanno preceduto, il professor Patrese che è stato il fondatore della radioterapia trevigiana e il dottor Zorat che gli è successo nel 1990, e io ho assunto la direzione del reparto nel 2008 e abbiamo pensato quindi di organizzare un convegno in cui potessimo esprimere quelle che sono lo stato delle conoscenze attuali, perché la radioterapia ha avuto un grande sviluppo, ma spesso la gente ha paura perché quando parliamo di radiazioni sorgono dei timori, e allora abbiamo voluto spiegare quanto le conoscenze tecniche oggi permettono di irradiare in sicurezza la gran parte dei pazienti. Pensate che il 60% dei pazienti ammalati di tumore avranno bisogno di radioterapia nel loro percorso. Volevo correggere un numero che hai dato prima, sono il 60%, intanto tutti i pazienti sono curabili. Ecco, sentite queste parole che ha detto noi ci prendiamo il cura dottor Gava. Di tutti i pazienti, sia che abbiano possibilità di guarire o soltanto di migliorare il loro stato di salute o di stabilizzare la malattia, o anche in alcune fasi di palliare dei sintomi come il dolore che... Perciò, dottor Gava, il numero è ancora più alto di quello che abbiamo detto, che pensate? Adesso il 60% può guarire, pensate, e quindi e tutti possono essere curati. Noi curiamo anche pazienti con metastasi ossee in cui magari la radioterapia, 1 o 2 sedute, possono avere l'obiettivo di palliare il dolore, togliere il dolore e quindi migliorare la qualità di vita. Quindi questo è l'obiettivo della radioterapia, curare alcune tipologie di tumori. In provincia di Treviso ci sono 5.500 nuovi casi di tumore ogni anno e quindi oltre 2.000 avranno bisogno di radioterapia. Sono numeri importanti, dottor Gava. I tumori più frequenti sono il tumore della mammella nel sesso femminile, il tumore della prostata nel sesso maschile, il tumore del colon retto che incide in modo equilibrato in entrambi i sessi e i tumori del polmone. Ecco, questi sono i 4 tumori che da soli rappresentano il 50% di tutta l'incidenza dei tumori. Tutti questi 4 tumori la radioterapia ha un ruolo importante, per cui è fondamentale che ci sia una struttura adeguata, e noi abbiamo avuto un rinnovamento tecnologico recente che ci ha portato ad avere 3 acceleratori lineari di nuova generazione e l'abbiamo completato l'anno scorso ad ottobre inaugurando il 3° acceleratore lineare. Ho un'equipe medica composta da 9 medici estremamente preparati e soprattutto che uniscono le conoscenze tecniche a una coscienza anche di supporto psicologico, perché un paziente, una paziente che ha male di tumore è evidente che attraversa un percorso in cui c'è anche una sofferenza psichica notevole. E anche emotiva soprattutto. È fondamentale stare accanto a loro, supportarli in queste fasi difficili, e un po' mi vanto del fatto che tutta la mia equipe sia di medici che di tecnici che di infermieri ha questa sensibilità particolare, per cui è molto vicina a questi pazienti. Dottoressa Marinelli, lei cosa può aggiungere a queste cose importanti che ha detto il dottor Gava, dare un po' di sicurezza, specialmente alle donne? Noi siamo sempre terrorizzate, forse l'uomo lo manifesta meno, noi invece questa parola ci terrorizza, e invece voi avete fatto dei passi avanti enormi. Prego, dottoressa Marinelli. Assolutamente sì, soprattutto nell'ambito della patologia mammaria, che quella è certamente il tumore più frequente nel sesso femminile. Curiamo circa l'80% dei cancri. Pensate un po', nel 2018 si sono verificati 52.000 casi nuovi in Italia di tumore della mammella. Curiamo circa l'80% di questi casi. Oggi sempre di più viene offerto alle pazienti un approccio di tipo conservativo, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non viene asportata via tutta la mammella, ma viene effettuato un intervento conservativo, viene asportata soltanto una porzione di ghiandola mammaria. Per cui viene anche molto messo in evidenza l'aspetto estetico e cosmetico. Che per noi è fondamentale. Assolutamente, assolutamente. Esistono delle breast unit, quindi dei gruppi multidisciplinari che si occupano della patologia mammaria, all'interno dei quali la paziente viene presa in carico e viene offerto un percorso di cura. Per cui il caso viene condiviso all'interno di questo meeting multidisciplinare in cui vari specialisti dedicati alla patologia mammaria discutono il caso della paziente e offrono la miglior chance terapeutica. Allora, se uno entra in questo reparto e trova lei di cosa si occupa?
Io mi occupo prevalentemente di patologia mammaria, Ecco. per cui, che è la più frequente, per cui il mio compito consiste nello stare quotidianamente a contatto con la paziente, soprattutto. Accompagnarli in questo percorso? Assolutamente sì. La prendiamo in carico praticamente dal momento del post-chirurgia e la seguiamo per tutto il percorso. Dopo un intervento di tipo conservativo, le pazienti devono effettuare un trattamento radiante sulla mammella operata, per cui stabiliamo il percorso di radioterapia attraverso varie fasi e ne seguiamo tutto il divenire. Come vive la donna questo momento, questo percorso? Io sono convinta che avendo persone come lei, dottoressa, come il dottor Gava, il percorso è meno difficile, meno traumatico, perché sapete infondere sicurezza e soprattutto avete una tecnologia abbinata alla scienza che è incredibile, poi vedremo. Assolutamente sì, assolutamente sì. È importante e fondamentale dare sicurezza alla paziente, farla sentire a suo agio e offrirle anche il supporto psicologico. Nel nostro staff c'è anche lo psicologo che segue queste pazienti. Inizialmente sono tutte spaventate, ma devo dire che col giusto approccio e con la giusta pazienza escono sempre rassicurate da questo percorso, che molto spesso, quasi sempre, è un percorso di guarigione, per cui anche la prospettiva futura che noi diamo a queste pazienti è certamente quella di una rinascita e di una riabilitazione alla vita normale, alla vita quotidiana, perché queste pazienti guariscono e possono tornare alla loro vita normale. Perciò questa sera noi diamo anche speranza di non vivere con un terrore questa malattia che abbiamo sentito i numeri, quasi sempre si può guarire, la prevenzione è molto importante, perciò dottor Gava, lei cosa si sente anche di aggiungere oltre a quello che abbiamo già sentito, la speranza, ecco, questa di poter guarire è molto alta come ha dato lei i numeri. Sì, è alta perché attualmente, per esempio nella nostra regione, nella nostra provincia in modo particolare, le persone aderiscono in modo massiccio alle campagne di screening. Noi abbiamo delle campagne di screening sul tumore della mammella, sul tumore del collo dell'utero e con il sangue occulto anche per i tumori intestinali. Quindi quando la gente partecipa, aderisce in modo percentualmente elevato a queste iniziative, si possono scovare tumori in fase iniziale e naturalmente più precoce la diagnosi, più la possibilità poi è di curarli in modo meno demolitivo, spesso conservando anche l'organo affetto dalla neoplasia, e di raggiungere quindi obiettivi di guarigione elevati. Ci sono purtroppo ancora dei tumori come alcuni tumori cerebrali, alcuni tumori del polmone, tumori del pancreas, che possono essere tumori gravati da un'alta mortalità. Per fortuna percentualmente rappresentano una fetta minore delle neoplasie, ma come vi dicevo prima i 4 grandi big killer sono tumori su cui la prevenzione, soprattutto secondaria, cioè l'arrivare presto, permette tassi di guarigione elevati, e adesso ci sono anche delle buone pratiche di prevenzione primaria, come non fumare, bere con molta moderazione, meglio non bere, soprattutto per i giovani, come alimentarsi in modo corretto e fare attività fisica. Ci si è accorti che riduce l'incidenza dei tumori e riduce anche l'incidenza delle recidive. Noi non ci stanchiamo quindi di promuovere l'adesione a corretti stili di vita perché riduce l'incidenza delle neoplasie. Allora, in questo convegno che è stato fatto qui all'ospedale di Treviso proprio sabato, io ho conosciuto il professor Vincenzo Valentini, sì, venerdì, e il professor Vittorio Donato. Vuole spiegare chi sono queste due figure così importanti dell'ospedale San Camillo di Roma? Allora, il professor Donato, che lavora appunto all'ospedale San Camillo, è il presidente della nostra società scientifica, il presidente nazionale della nostra società scientifica dei radioterapisti italiani, che ha portato il suo saluto al convegno e ha spiegato come da anni Radioterapia Trevigiana collabori a livello nazionale a vari studi, progetti e ricerche, e quindi ha tessuto anche un elogio della nostra partecipazione. È vero, ero presente. E il professor Vincenzo Valentini è direi la persona più eminente a livello italiano di radioterapia, figuratevi che è stato presidente anche della Società Europea di Radioterapia, l'Estro. Lui dirige la radioterapia del Policlinico Gemelli di Roma, è una persona che conosco da quando ho cominciato a muovere i primi passi in radioterapia e che per me ha rappresentato sempre un faro, perché ho cercato di seguire il suo esempio, perché è una persona che ha intuito precocemente l'evoluzione della nostra disciplina, mi ha insegnato molte cose, mi è stato accanto in vari passaggi anche della mia vita professionale, per cui è una persona da cui ho imparato molto, e mi ha fatto l'onore di venire a Treviso a tenere una lezione magistrale
sulla tecnologia al servizio del paziente, proprio come si può coniugare l'alta tecnologia con l'umanizzazione delle cure, e quindi ha tenuto una relazione che poi è piaciuta molto ai 150 partecipanti al convegno, proprio perché ha coniugato questi due aspetti, perché spesso si pensa che solo le macchine, solo la tecnologia siano indispensabili per la cura, invece sono indispensabili le conoscenze, sapere come evolve la malattia e rassicurare, come dicevamo, sostenere il paziente in un percorso, perché poi se non si riescono a completare le cure, perché non si ha una equip che sorregga il paziente, lo sostenga e sappia anche gestire le tossicità che dai trattamenti derivano, non si può arrivare a una guarigione o al percorso completo. Perfetto, allora adesso partiamo, guardate questo video, è un video che fa veramente riflettere i bambini, i nostri bambini, come vivono queste malattie, ma guardate cosa hanno combinato, hanno fatto delle cose bellissime per loro. Prego. Con una maschera. Pensavo che c'era sì, aghi, invece non c'è niente. La radioterapia, entri in una stanza, ti metti una maschera, ti stendi e ascolti la musica, poi una macchina ti gira attorno. La musica lascia il problema, non ci sono aghi, non ti fai male. Non c'è niente di piangere, non c'è niente perché è solo qualcosa che non c'è proprio niente e non ti fa niente. Sì, ve l'avevo detto, commovente, ma soprattutto forse il bambino insegna all'adulto ad affrontare la malattia in maniera più serena. Quando questo bambino con la mano dice vieni, vieni, non aver paura, in questi bunker sono riusciti a fare degli acquari meravigliosi, dove questi bambini entrano, non trovano solo le macchine, ma trovano degli spazi bellissimi, colorati per loro. Allora intanto io ringrazio il dottor Gava. Questa volevo aggiungere, è un'intuizione che ha avuto il professor Valentini al Gemelli con la sua equipe e lo psicologo, in cui hanno colorato le pareti di questo bunker di solito sono grigi, cupi, e li hanno colorati con un artista che ha fatto questi murales, per cui il bambino sembra di entrare in un acquario e quando si stende sul lettino di essere sul sottomarino, di essere Nemo che naviga nel mare, quindi un'intuizione bellissima. Sì, poi hanno fatto anche il Colosseo in un altro bunker per gli adulti, cioè hanno cercato di creare un ambiente che sia meno cupo, che sia più invitante, che sia più rilassante per i pazienti e per i piccoli pazienti, perché i piccoli pazienti noi per esempio a Treviso non li trattiamo. Ecco, lo diciamo, a Treviso non vengono trattati, ma vengono trattati a Padova, vero dottor Gava? Vengono concentrati dove c'è un'oncologia pediatrica con specialisti dedicati, perché hanno dei protocolli particolari a cui devono essere inseriti ad aderire. Però una cosa che trasmette questo video è la serenità con il quale il bambino entra su questi bunker per fare queste terapie così importanti per vincere questa malattia. Perciò vuol dire che sia il bambino, e come giustamente ha detto lei, anche all'adulto è stato fatto questo, questi dipinti, vuol dire che la serenità, la tranquillità, non vedere sempre questo grigio, questo terrore, aiuta molto a superare, a fare il primo passo. Cosa dice dottor Gava? Direi che è fondamentale
voi avete visitato anche i nostri bunker, i nostri hanno un soffitto con delle nuvole o degli alberi di ciliegio, cioè cerchiamo in modo che il paziente quando è disteso veda una figura che sia meno angosciante. E figuratevi, poi alcuni pazienti devono essere immobilizzati con delle maschere e per i bambini degli artisti le hanno colorate come fossero le maschere di Batman o di altri eroi della in maniera che il bambino vive sempre meglio questo momento di terapia che si senta un supereroe anziché un piccolo paziente. Bellissimo. Vabbè. Dottoressa Marinelli, quanto è importante avere il colore anche per noi, non solo per i bambini, entrare su stanze che non ti terrorizzano di più, perché purtroppo una volta il grigio dominava dappertutto, questo grigio che ti entrava nelle ossa. Assolutamente fondamentale. Ci sono degli studi che hanno mostrato come anche l'ambiente reso più confortevole, l'ambiente di terapia reso più confortevole, si traduca in una migliore aderenza del paziente alle cure e che si traduce in una minore tossicità delle cure. Ci sono degli studi a supporto di questo, per cui rendere l'ambiente di trattamento oncologico, che sia radioterapico o chemioterapico, con colori vivi, accesi, certamente si traduce in una efficacia migliore. E allora andiamo col prossimo servizio. Allora dottore, tanta paura, poca informazione e invece dobbiamo guardare il lato positivo, che avete fatto passi da gigante, il 40% guarisce di questi malati, quanto è importante fare la radioterapia però in maniera serena. Sicuramente la radioterapia è, secondo me, mal conosciuta pure, sia come potenzialità di guarigione, che le persone immaginano la radioterapia soltanto come cure palliative, che non ha quella capacità potenziale di curare e di guarire da una parte, e dall'altra che dà solo complicanze, bruciature, di arrossamenti cutanei, chissà quale altre cose. E invece oggi la radioterapia è sicuramente un trattamento oncologico serio, che cura, guarisce e le complicanze non sono assolutamente molto più di delle altre trattamenti terapeutici. Sicuramente nel discorso di costo-beneficio è sicuramente verso il costo. Vi ricordo che la radioterapia è più di 100 anni c'è la radioterapia e che l'oncologia una volta era solo radioterapia. Quindi è una disciplina che in questi anni, in questi oltre 100 anni, si è andata molto più affinando e oggi, con le tecnologie che noi abbiamo, sicuramente riesce a trattare in modo molto efficace il tumore, in sicurezza. Noi abbiamo visto questi bambini nel filmato che avete fatto vedere, che questo bambino si avvicina a questi bunker che sono degli acquari però in maniera serena e con la manina dice vieni, non ha paura. Ecco, ma quanto bravi siete stati ad abbattere soprattutto nel bambino che di solito è terrorizzato, a far fare queste cure anche molto importanti ma in maniera serena e quasi allegra. Sicuramente noi abbiamo una grande fortuna, che la radioterapia non usa aghi e quant'altro, per cui il bambino la prima cosa che percepisce è il dolore. La radioterapia non dà dolore nell'immediato, per cui il bambino una volta che capisce questo il trattamento è sicuramente molto agevolato e molto efficace, per cui sono i nostri migliori ambasciatori i bambini come tipo di trattamento. Sicuramente la cosa importante come radioterapia è andare oltre la tecnologia, cioè durante il trattamento della radioterapia, che può durare anche parecchi giorni, un mese, il paziente è seguito sempre dal radioterapista in tutte le sue fasi di malattia e quindi si crea un rapporto molto forte tra il paziente e il radioterapista che deve gestire la sua malattia. Allora, tra comunicazione e informazione c'è una distanza abissale con i pazienti. Cosa vuole dire? Ecco, questo forse è un po' un nostro difetto, un nostro neo, un difetto di comunicazione, un difetto di poter sapere e poter comunicare al paziente che la radioterapia è un ottimo trattamento insieme agli altri sicuramente e che non dà problemi. Quindi anche perché c'è un discorso, noi purtroppo il paziente arriva da noi dopo che è andato al chirurgo, dopo che è andato all'oncologo medico e quindi viene vista la radioterapia come on demand, vado a fare una spruzzata di raggi. Questo non è assolutamente la realtà. Io mi auguro che nel futuro ci possa essere i tre
artefici importanti della terapia, che sono chirurgo, oncologo medico, oncologo radioterapista, possono assolutamente condividere e comunicare in modo sincrono e tranquillo anche per il futuro. Abbiamo sentito delle parole veramente tranquillizzanti, questa radioterapia che non deve più far paura, ma deve essere vissuta in maniera un po' più serena, perché la scienza e la tecnologia abbinate hanno fatto dei passi da gigante. Forse incappiamo un po' sulla comunicazione e informazione, cosa dici? Ma sicuramente viviamo un'epoca in cui tutti si è molto impauriti, poi chi ha una malattia come il tumore ha tanta paura e l'immaginifico di ognuno di noi ci porta a pensare a chi soffre tanto, oltre che il lungo percorso che le cure potranno esporti. E invece in realtà la radioterapia all'interno di questa della multidisciplinarietà dei trattamenti oncologici si rappresenta adesso come una terapia molto efficace, che è in grado di curare e guarire tante persone, ma soprattutto molto poco tossica, perché la tecnologia ci consente di depositare la dose, che è il nostro farmaco, su un volume piccolo dove è solo la malattia, risparmiando gli organi vicini, e questo spesso anche con non molte sedute, cioè dovendo venire nell'ospedale per un numero limitato di giorni. Chiaramente non è così in tutti i casi, in alcuni casi dobbiamo sempre fare anche dei volumi più grandi, ma sempre con un grande risparmio dei tessuti che non hanno la malattia e che sono quelli che danno poi il fastidio al paziente. Quindi la moderna radioterapia, ci fa molto piacere di vedere con quale potenzialità anche questo ospedale qui a Treviso si è attrezzato per rispondere a questo canone: efficace, sicura e non fastidiosa per il paziente. Dottor Valenti, si parla tanto di mala sanità, di sanità del nord, di sanità del sud, invece i numeri danno una buona sanità. Un 40% di persone che ce la possono fare è un numero molto alto. Cosa ci può dire? Ma sicuramente la distanza tra quello che è un immaginario collettivo e poi tanti gesti di vicinanza e di qualità che ci sono nei nostri ospedali rendono spesso noi cittadini proni a dire che non funziona niente. In realtà in Italia c'è una qualità diffusa molto alta, in alcune regioni dove ci sono dei margini di ottimizzazione, però io che ho avuto dei ruoli a livello europeo garantisco che quello che noi mediamente abbiamo in Italia è di grande valore e soprattutto c'è un valore aggiunto che in Italia è molto presente, che è quello della capacità di essere in relazione col paziente. Gli staff che noi abbiamo sono staff di persone che hanno la consapevolezza che quella parola in più, quel gesto di attenzione, quel sorriso è di una capacità terapeutica enorme, e non è così in tutta Europa, per cui abbiamo qualcosa da migliorare, ma non perdiamo di vista la qualità di quello che già abbiamo nelle nostre organizzazioni sanitarie. Lei sta partendo per Roma, cosa porterà a Roma di questo importante convegno, di questi 50 anni di radioterapia a Treviso? Ma una conferma, da sempre nel Treviso è stata da noi per la disciplina della radioterapia oncologica considerata un ospedale di eccellenza, e ne vengo via con una conferma che lo continuerà a essere. Complimenti, complimenti, veramente abbiamo appena sentito il professor Valentini, prima abbiamo sentito il professor Donato, questi due luminari, come è stato spiegato dal dottor Gava, sono venuti a Treviso a questo importante convegno. Dottor Gava, quanto importante è organizzare questi convegni, ma farli soprattutto conoscere anche i più scettici? Tutti dovrebbero partecipare a questi convegni, perché come vedrete anche dopo si capiscono molte cose che se non si partecipa non si potrebbero sapere. Certo, Mirella dice bene, e io vi ringrazio anche per aver documentato la nostra attività. Questo convegno, che è stato
a metà tra il convegno celebrativo e il convegno scientifico, l'ho organizzato proprio per cercare di far capire intanto che 50 anni sono una storia lunga, una storia di attaccamento della radioterapia alla realtà anche sociale del nostro territorio, perché la radioterapia c'è solo nell'ospedale di Treviso e serve tutta la provincia, quindi Sentite? anche i cittadini della Castellana, del Vittoriese vengono a fare il trattamento a Treviso, e quindi noi siamo in relazione con tutte le oncologie che ci sono nel nostro territorio, sia a Castelfranco, sia a Conegliano Vittorio Veneto, sia a Montebelluna. E quindi è un momento unitario in cui noi concordiamo con tutti questi altri colleghi i trattamenti che devono essere fatti. Quindi è una testimonianza di questo lavoro. Infatti io poi ho voluto che fossero presentati i lavori di 4 gruppi multidisciplinari che si impegnano sul tumore della mammella. Appunto c'era la dottoressa Cesaro che insieme alla dottoressa Marinelli si occupano di questo settore in radioterapia, i tumori cerebrali, perché abbiamo un'equipe che si occupa anche dei tumori cerebrali con il dottor Ferrarese che ci rappresenta all'interno del gruppo, i tumori delle vie aerodigestive superiori, i tumori della gola, in cui abbiamo il dottor Baggio della nostra equipe che si occupa di queste neoplasie, e poi i tumori ginecologici in cui era presente insieme agli altri specialisti la dottoressa Mara Griseri. Quindi abbiamo voluto presentare il lavoro di questi gruppi, di queste equipe che si prendono a carico del paziente, tutti insieme decidono il miglior trattamento, glielo comunicano insieme, di modo che il paziente si senta veramente preso in carico da tutti gli specialisti che gli dicono tutti una cosa comune, e quindi non c'è un'informazione che magari risenta di quella che è l'appartenenza del chirurgo, dell'oncologo medico, del radioterapista, ma tutti insieme gli danno una comunicazione unitaria che è molto rassicurante. E quindi questo convegno, oltre a chiamare questi 2 amici che sono degli illustri radioterapisti a livello, come avete sentito, anche europeo, abbiamo voluto presentare il lavoro che noi facciamo ogni giorno nel nostro ospedale con l'impegno dei miei collaboratori dei radioterapisti all'interno di questi gruppi multidisciplinari. Dottoressa Marinelli, abbiamo sentito questi numeri molto importanti di guarigione, ma soprattutto anche nella donna come viene rispettato anche l'aspetto estetico. Anche qua passi enormi. Assolutamente sì, direi che ricopre un ruolo fondamentale oggi l'aspetto estetico, soprattutto nel carcinoma della mammella, anche perché alle pazienti che purtroppo vanno incontro alla mastectomia, quindi all'asportazione totale della mammella, viene offerto un percorso ricostruttivo, quindi sempre in carico nell'ambito di questi percorsi multidisciplinari di Breast Unit, le pazienti una volta terminato l'iter oncologico vanno incontro a una ricostruzione della mammella, per cui viene data sempre più importanza all'aspetto estetico-cosmetico, a come la paziente si sente dopo aver percorso un trattamento oncologico. Allora guardiamo il prossimo servizio. Abbiamo appena lasciato il convegno con il dottore Alessandro Gava, direttore di radioterapia. Cosa stiamo vedendo adesso? Adesso stiamo entrando in uno dei 3 bunker dove vengono eseguiti i trattamenti radianti. Pensate che in ogni bunker vengono seguiti ogni giorno 48-50 pazienti che fanno il trattamento. Sentite i numeri. E quindi vedremo un acceleratore lineare di nuova concezione molto performante che consente dei trattamenti estremamente precisi. Ed eccoci qua con l'apparecchiatura. Questo è un acceleratore lineare della ditta Electa, vedete che è dotato di un lungo braccio attraverso cui vengono accelerati gli elettroni per produrre poi un fascio di radiazioni molto preciso. Il paziente viene dislocato sul lettino con questi sistemi in cui viene poi immobilizzato e ha la possibilità di essere riprodotta questa immobilizzazione in modo adeguato e ripetitivo ogni giorno. E l'acceleratore è dotato anche di questi ulteriori braccia che consentono di eseguire una immagine tipo TAC prima di ogni trattamento per essere sicuri che il posizionamento del paziente sia adeguato e che quindi si possa centrare esattamente la neoplasia ogni giorno di terapia. I pazienti che si sottopongono a questo trattamento, come vivono in questi momenti, dottor Gava? Cosa possiamo dire a questi pazienti? Ma il primo giorno notiamo sempre che c'è una tensione, per cui cerchiamo di fare le cose con molta calma, spiegare al paziente che non avvertirà alcun dolore, che vedrà la macchina che gira intorno a lui per eseguire il trattamento in modo adeguato. Abbiamo messo anche un cielo sopra di modo che possa vedere un'immagine che lo distraga. Serena.
e vediamo che in effetti giorno dopo giorno il paziente è meno ansioso, anche i nostri tecnici hanno la capacità di instaurare un modello di comunicazione e di relazione che mette a suo agio il paziente, in modo che le ultime volte quasi ad alcuni gli dispiace andare via, e scrive che è stata un'esperienza comunque dal punto di vista umano molto gratificante. Certo che queste parole con questo sorriso del dottor Alessandro Gava ci fanno veramente ben sperare, cominciamo a vedere forse anche queste malattie, ma queste cure anche in maniera diversa. Io penso che l'informazione e la comunicazione abbinate proprio facendo questi servizi siano molto importanti. Cosa dice il dottor Gava? Certo, è fondamentale che il paziente sia messo nelle condizioni psicologiche migliori per affrontare la malattia e anche questo trattamento. Perché io penso, dottor Gava, se anche uno a casa adesso vede questa macchina è già un po' preparato, che non arrivare così e non sapere niente di quello che può capitarti, dove andrai, cosa ti faranno. Perciò io penso che questo sia molto importante, aprire queste porte che grazie al direttore generale, dottor Francesco Benazzi, ha permesso questa mattina di fare. Cosa dite? Sì, è fondamentale, perché conoscere mette meno paura, e quindi tutto questo lavoro di divulgazione è senz'altro utile anche a tranquillizzare poi i pazienti che dovranno fare la radioterapia. Continuiamo il giro. Sì, questa è la sala comandi dove i tecnici di radioterapia, utilizzando i computer che sono legati alla macchina, richiamano i dati del paziente, richiamano il suo piano di cura ed erogano il trattamento. Cosa stiamo vedendo adesso? Allora, questo è un trattamento di prostata. Ad ogni seduta noi controlliamo il posizionamento del paziente, che deve essere esattamente come il giorno in cui è venuto a fare la TAC di centraggio. Siamo praticamente perfetti al millimetro, spostando il tavolo in base a quello che il computer ci fa vedere, registrando l'attacco che facciamo al momento con quella fatta il giorno del centraggio. Cosa ci fa vedere? Adesso noi ad esempio vi faccio vedere come controlliamo il matching sulle immagini, e questo sistema di nuova generazione ci permette di confrontare in maniera molto precisa la posizione del paziente, in particolare confrontandolo con quello che è stato pianificato a livello di TAC di centraggio, e noi vediamo che abbiamo diverse metodiche di fusione di immagini, perciò è un sistema molto molto preciso, e possiamo scegliere in che modo il sistema unisce e vede eventuali discrepanze tra la posizione pianificata e la posizione invece reale che vediamo sotto l'acceleratore, sulla posizione momentanea del paziente. Ci sono diversi metodi, ad esempio alcuni molto evidenti che fanno capire che qualche struttura può essere diversa da quella pianificata, in questo caso un trattamento di prostata, perciò vediamo se ci sono diversi riempimenti di vescica o di retto più o meno corretti, e in questo modo vediamo anche con questo sistema appunto di matching la sovrapposizione di questi due volumi, perché voi vedete 3 immagini, ma in verità è un volume molto molto ampio, e un numero di immagini, come vedete qui, sono 580 su 3 piani, perciò molto molto elevato, questo per ottenere una precisione millimetrica o submillimetrica, e in questo modo noi abbiamo sotto controllo su tutte e 3 le dimensioni eventuali variazioni della posizione, e quindi una precisione molto elevata. Una cosa che ad esempio si può notare è che noi possiamo confrontare in questo sistema, si chiama sistema CAT, cioè a finestra, in tempo reale l'attacco eseguita al centraggio, che sarebbe questa un po' più opaca sui grigi, con quella che abbiamo appena acquisito, che è questa qui un pochettino più rumorosa, e in questo modo noi spostandoci vediamo proprio in maniera molto molto accurata se ci sono eventuali aggiustamenti da fare sulla posizione, se gli organi a rischio sono protetti e quindi fuori dal PTV, e quindi dall'erogazione di quello che andiamo a trattare come target, e questo lo facciamo su tutti e 3 i piani, perciò è una valutazione molto precisa.
Dopo questo controllo che avviene sulla posizione del paziente e della neoplasia, i tecnici richiamano il trattamento e lo erogano, e quindi il paziente poi in un paio di minuti subisce il trattamento che sappiamo venga erogato con estrema precisione. Questo è il senso di tutta l'operazione che viene fatta. Il paziente entra a 5 minuti di controllo, 2 minuti, 3 minuti di erogazione e poi il tempo di uscire, di rivestirsi, e quindi in 10-15 minuti il paziente ha completato il suo trattamento ogni giorno. Dottor Gava, qui abbiamo 2 ragazzi giovani, molto preparati, allora diciamo anche una parola a favore di questi ragazzi giovani che invece sono dei bravi ragazzi e anche molto preparati. Noi abbiamo 18 tecnici che sono il nostro personale di trincea, perché loro ogni giorno sono a contatto con i nostri pazienti, per cui è importante la formazione, una formazione oggi di tipo universitario, quindi hanno una laurea che gli permette di fare questo lavoro, che come avete visto è un lavoro tecnologicamente molto avanzato, e poi quello che fa la differenza è anche la capacità di relazionarsi col paziente e, come dicevamo prima, di rassicurarlo e farlo sentire alla fine del trattamento come a casa propria. Io vi dico veramente complimenti, veramente complimenti. Sì, complimenti a questi ragazzi, a questi giovani ragazzi. Dottoressa Marinelli, sì. Giovane, anche lei, bravissima, avete sentito come parla, come si esprime e cosa dice, l'importante è la sostanza. Ma quanto bravi sono questi giovani? Io insisto a dire che questi giovani sono bravi. Cosa dice dottoressa Marinelli? Mirella, dico che dietro ognuno di noi c'è un percorso di tanti anni di studio, di dedizione, di passione, di caparbietà. E io dico sempre che quando si entra nel mondo del lavoro bisogna anche sapere ascoltare chi è più adulto di noi, chi ha più esperienza. Deve essere un punto di incontro con persone dello staff che magari hanno più anni di esperienza ma sono meno avvezzi alla tecnologia, per cui sicuramente noi possiamo dare il valore aggiunto, ma dobbiamo anche saperci confrontare con persone più adulte di noi che hanno sempre tanto da insegnarci. Dottor Gava, ma queste università, allora, sfornano, diciamo così, io stamattina parlavo del nostro pane quotidiano, invece oggi parlo di tecnici quotidiani. Noi abbiamo bisogno di questi ragazzi, di questi laureati, ma molto preparati. Sicuramente l'Università di Padova, per quanto riguarda la scuola dei tecnici di radiologia, si avvale poi anche degli ospedali regionali, quindi noi siamo anche ospedali di insegnamento per questi tecnici, quindi vengono formati secondo quello che è uno stile che appartiene anche alla logica dell'ospedale, dell'azienda, e quindi assorbono questa ispirazione e cercano poi di tradurla in atti pratici. Senz'altro la formazione universitaria è fondamentale per dare le conoscenze di base, poi quello che è il training, il tutoraggio, la formazione anche pratica aumenta questa sensibilità, perché un lavoratore che si integra in un sistema sanitario che si occupa di sanità, quindi di una relazione d'aiuto alla gente che soffre, deve avere anche una sensibilità particolare. Certo. Abdallah Karzai, vedendo queste immagini e pensando al tuo Marocco, ci vedi un po' questa sanità? No, sicuramente la sanità trevigiana o veneta, per non dire italiana, che è una delle più avanzate nel mondo. Io ho avuto modo di andare in giro per il mondo, al di là che anche in Marocco noi abbiamo un sistema semi-privato. Ho visto che comunque riguardo alla Francia l'Italia è molto in avanti, e per dire anche l'Italia è il sistema sanitario uno dei più importanti a livello europeo. Vedendo queste immagini, cioè anche tu da persona, da uomo, si parlava di prostata, di questo male terribile che colpisce voi, noi abbiamo la mamella, voi avete la prostata, un po' per ciascuno, non fa male a nessuno, dicono. Cosa ti senti di dire? Cioè, vedere queste immagini non fa un po' crescere anche chi ha paura, secondo te, Abdallah? Io la cosa che mi ha sorpreso qui è le domande che hai fatto tu, che sono domande molto intelligenti anche per un aspetto scientifico molto preciso
Invece ti vedo che sei molto... Di solito io... È merito del dottor Gala e della dottoressa Marinelli se io ho fatto queste domande. Io ti prendevo solo nell'aspetto sociale, venete, praticamente... Sì, ma non passare il cerino adesso, rimani in tema. Cosa dici? Sono un politico... Vedendo queste macchine, cioè entrare, non entri più al buio, ma sai cosa ti aspetta, sai cosa vedi, sai cosa ti faranno. Quanto importante è? Cioè, uno deve essere preparato psicologicamente, perciò l'aspetto psicologico, come dicono nelle medicine, anche al quasi il 50% come praticamente autocura. Perciò noi dobbiamo essere persone di attualità, quindi dobbiamo essere anche preparati che ci sono anche mezzi nuovi, mezzi innovativi. Che le Perciò persone bene devono... vedere queste cose. È bello, Mara Basso? è anche il concetto che hanno creato per i bambini. Hai visto questi acquari, questi tunnel che sono diventati questi bunker dati acquari. La vita bella. Hai visto questo bambino che dice vieni, non aver paura. Mara, tu hai un figlio, vedendo questi bambini, però sentendo anche questi due medici, i due professori che abbiamo visto prima, ti fanno ben sperare, direi. Ma certamente sì, sono medici fantastici, con la tecnologia di oggi tutto funziona molto meglio. E secondo te è importante far vedere queste immagini, conoscere, far capire? Certamente sì. E allora vediamo il prossimo filmato. Entriamo nel laboratorio infermieristico, qui abbiamo due ambulatori collegati, l'ambulatorio infermieristico dove il personale le infermiere fanno le medicazioni, controllano le tossicità dei trattamenti e ogni settimana tutti i pazienti vengono controllati nel peso, la pressione se necessario e vengono fatte le medicazioni se hanno bisogno di questi interventi. E questo è collegato all'ambulatorio invece medico dove opera il medico, perché avendo circa 130-140 avendo 130-140 pazienti che ogni giorno eseguono la terapia, alcuni hanno bisogno di un controllo, hanno bisogno anche di parlare con il medico, hanno bisogno di essere supportati con dei farmaci, per cui ogni giorno c'è un medico che si fa carico delle necessità di tutti questi pazienti. Adesso siamo con la dottoressa Martinetti. Allora, dottoressa, le donne che si avvicinano a questo trattamento preferiscono una figura femminile, una figura maschile oppure non ha nessuna importanza, l'importante è guarire? Ma guardi, l'importante secondo me è fondamentale che ci sia l'empatia, quindi il rapporto medico-paziente, poi fondamentalmente che sia femminile o maschile ha poca importanza, fondamentalmente l'importante è saper gestire insomma il... Perciò anche qui abbiamo fatto passi in avanti, diciamo, rispetto... Assolutamente, sì, assolutamente. Noi avevamo sempre questo problema, ma... No, assolutamente, adesso non è, insomma... Non si nota più questo, no? Questo fa molto piacere sentirlo anche da una dottoressa. Sì, assolutamente. Sì, giusto quelli che stanno a casa anche capire che ormai siamo tutti uguali. Ma sì, assolutamente, non c'è assolutamente nessuna differenza. Mi fa molto piacere. E una cosa che vuole dire alle pazienti a casa oppure quelli che ci stanno seguendo? Queste cure quanto importanti sono? Beh, è fondamentale, è assolutamente fondamentale, è fondamentale la prevenzione ed è fondamentale insomma la cura, insomma, assolutamente. Allora Sandra, un messaggio di speranza su questa sanità che funziona, voi dite, qui abbiamo testimonianza di persone che ci ringraziano e ci dicono veramente siamo stati bene. Questo è vero, è una cosa fondamentale che noi lavoriamo per una sola cosa, il paziente. Il paziente è al centro di tutto, il paziente sempre e comunque dall'inizio alla fine della sua disavventura, escono, si spera, con il sorriso, qua c'è una testimonianza che loro mettono le sue parole, però l'importante è avere il cuore sempre aperto, sempre, sempre. Ecco. E noi ringraziamo Sandra, questi importanti infermieri, questo ruolo importante che hanno, perché la prima accoglienza viene fatta proprio da loro. Siamo con Franca, un'operatrice sociosanitaria. Cosa vuol dire Franca? Io lavoro
da poco tempo, però ho già visto che il paziente, da quando comincia la sua storia, da quando comincia a essere in ambulatorio con la sua prima visita, verrà sempre seguito, quindi lui sa già cosa troverà e qualsiasi cosa di lui ha bisogno può passare sempre, anche ogni giorno può fermarsi e parlare, è sempre a disposizione. Sempre a disposizione. Sono tutti felici e dicono che veramente questa sanità funziona. Grazie per queste parole, veramente Franca, grazie. Cosa stiamo guardando, cosa stiamo leggendo? All'ingresso del nostro reparto abbiamo questo leggio in cui c'è un volume in cui i nostri pazienti possono esprimere la loro soddisfazione, le loro critiche, le loro osservazioni, ma anche le loro emozioni, e spesso ci dicono che ringraziano lo staff per averli fatti sentire a casa, e questa è una gratificazione maggiore che il personale e io come direttore possiamo ricevere. Io vorrei leggere questo, dottor Alessandro Gava. Dopo 24 anni trascorsi assieme a voi, ragionando, lavorando, ridendo e condividendo, mi resta un grande sogno di vita vissuta, è un grande bagaglio di vita vissuta. Ciao a tutti. Questa è un'infermiera che ha lavorato con noi. Poi ne leggiamo un altro, dottor Gava, quale vuole leggere lei? Era uno Vediamo. che aveva... Sono molto importanti queste testimonianze. Ecco, mi piace questo che dice: il sorriso e la serenità che mi donate li riporterò ogni giorno di terapia ai miei bambini piccoli. Ricordiamo che in questo ospedale nostro non ci sono bambini, non vengono curati i bambini. In radioterapia non curiamo bambini perché c'è un'oncologia pediatrica a Padova, perché è giusto che tutti i ragazzi sotto i 18 anni siano curati in un ambiente idoneo, perché i protocolli di trattamento per l'oncologia pediatrica sono differenti da quelli per l'età adulta, perché trattando bambini in età evolutiva ci vuole una preparazione specifica e i protocolli di integrazione con la chemioterapia sono diversi da quello dell'adulto, per cui è giusto che entrino in protocolli specifici che sono realizzati presso la radioterapia di Padova. Stiamo sfogliando questo meraviglioso libro con queste importanti testimonianze, perché questi sono messaggi di speranza, di gratitudine. Qui è di casa l'accoglienza, competenza e gentilezza, ma ad onor di completezza c'è un signore riccioluto, camice bianco, sguardo arguto. Se lo guardi dritto in viso, 3 parole ed un sorriso. L'ho incontrato proprio ieri e mi ha portato via i pensieri. Bellissima, bellissima, veramente. Allora, noi ringraziamo tantissimo il dottor Alessandro Gava, lo lasciamo tornare a questo importante convegno che ha organizzato, e cosa dire, siamo rimasti veramente stupiti. Grazie gravemente dottore, grazie. Grazie a voi. Grazie ancora dottor Gava, grazie dottoressa Marinelli per infonderci coraggio, che ne abbiamo veramente bisogno, perché quando colpiscono queste malattie la prima cosa che pensi è quella: non ce la farò, perciò anche leggere questi messaggi di gente anche magari che è guarita e che danno tanta speranza è molto importante. Però io volevo ringraziare anche queste 2 infermiere, non volevano parlare, ho fatto una fatica enorme ma alla fine ci sono riuscita, specialmente Franca, che alla fine ha detto chissà, ho girato anche gli occhi, era emozionatissima, invece ha parlato benissimo. Franca, se ci stai vedendo hai visto che non raccontavo bugie, perché è importante anche la loro testimonianza, perché in effetti la prima accoglienza viene fatta proprio da loro. Quanto importante è avere anche questo personale attorno, queste donne proprio sensibili, a mio avviso, dottor Gava, lo possiamo dire? Franca è da poco che è con noi, è una donna molto timida, quindi il fatto che è stata brava a farla, è stata bravissima. Sandra invece fa anche teatro, sì, quindi è anche abituata a gestire il palcoscenico e quindi è più abile, ma anche la responsabile del personale infermieristico che ha parlato al congresso, quando è arrivata ha già dovuto bere prima perché aveva la salivazione alterata, quindi sono emozioni che traspaiono quando uno deve esporsi pubblicamente, certo. Poi sapete la televisione non è così facile da gestire, è un'emotività, però dimostra come, ecco, quello che mi è piaciuto poi in queste interviste che non le ho sentito è che c'è una coralità di sentimenti in cui la nostra mission è il paziente, cercare di farlo sentire bene, cercare di accudirlo, cercare di farlo sentire un po' a casa. Ecco, questo è l'obiettivo che
io sono riuscito a condividere con tutti i 45 membri della nostra equipe e che fa un po' la differenza tra uno staff e un altro, come diceva bene anche il professor Valentini. Poi c'è da dire che in un ambiente ecologico si seleziona anche del personale che ha voglia di fare quel lavoro, che ha voglia di confrontarsi con la sofferenza, delle volte anche con la prognosi infausta, quindi ci vuole una competenza e una sensibilità che non sono magari comuni a tutti. Intanto volevo ringraziare perché finalmente si sente dopo tanti giorni, forse anche mesi, che se la sanità non funziona. Io spero che questa sera abbiate capito che invece la sanità funziona. Oddio, qualche pero non finisce bene, però, ma guardate cosa dicono anche i professori che vengono da Roma. Sentite bene, aprite le orecchie anche quelli che non vogliono sentire. Ma vi rendete conto che sanità che abbiamo? Ma assolutamente, che tecnologia altissima. Ecco, anche questi strumenti, questi macchinari, la ricerca abbinata all'alta tecnologia, fa sì veramente che miglioriamo sempre di più anche le nostre malattie, dottor Gava? Nel nostro campo c'è stata un'evoluzione notevole legata soprattutto a 3 fattori, da un punto di vista tecnico, l'informatica, che ha permesso di avere dei computer che elaborano rapidamente dati. Come abbiamo visto prima, appunto. E quindi ci consentono di fare tutte queste cose, anche dei piani di cura molto più veloci, cose che 20 anni fa facevamo con una lentezza, facevamo un piano di cura al giorno, adesso ne possiamo fare uno ogni 5 minuti. Poi abbiamo la tecnologia che è evoluta dal punto di vista ingegneristico, per cui questi acceleratori sono sempre più performanti, per cui riescono a girare attorno al paziente dando una precisione nell'elaborazione del fascio che era impensabile una volta, e questi accessori che sono legati, che ci permettono una ricostruzione TAC prima, durante il trattamento, consentono di essere estremamente sicuri che la dose che noi dobbiamo erogare va a buon fine. Quindi è stato un insieme di tutte queste evoluzioni che ci ha consentito di avere queste performance tecnologiche attuali in radioterapia. Dottoressa Marinelli, ritorniamo a questo tumore della mammella, alla prevenzione. Io con lei vorrei parlare anche di prevenzione. Prima abbiamo detto è importantissima, ha spiegato anche il dottor Gava quanto importante è il mangiare, il muoversi, l'attività fisica. Oltre a questo, secondo lei cosa può aggiungere? Certamente lo stile di vita è fondamentale nella prevenzione, ma questo non soltanto della neoplasia della mammella, è un passo importante in tutti i tipi di tumori. In particolare per la mammella abbiamo gli esami di screening che servono a riconoscere piccoli noduli, quindi in uno stadio assolutamente iniziale, e la mammografia. Abbiamo delle campagne di screening importantissime, a tutte le donne di età dai 50 anni ai 70 viene offerto lo screening gratuitamente, quindi anche questo dobbiamo rimarcare che la nostra sanità, io penso sia la migliore al mondo, offre in maniera gratuita questo esame così importante. Una piccola percentuale di tumori purtroppo non riesce a essere riconosciuta attraverso la mammografia, però copriamo la stragrande maggioranza dei tumori. È importante lo screening mammografico, è importante l'autopalpazione, tutte le donne devono saper autopalparsi il seno, e anche da questo punto di vista è importante la figura del medico di base ed è importante l'informazione. Allora anche faremo un corso di palpeggiamento, dottoressa, se questo può servire a prevenire, perché sono tante ma abbiamo anche tanti tumori in aumento, perciò prevenire, sapendo anche da noi stesse, magari capire che il nostro corpo sta subendo dei cambiamenti è molto importante. L'età che bisogna stare più attenti, dottoressa Marinelli, qual è? Il tumore della mammella ha un picco di incidenza, diciamo, dopo i 50 anni, sempre più diagnosi vengono effettuate anche prima dei 50 anni e lo screening non copre questa fascia di età. In Regione ha aperto una trattativa, una tavola per cercare di abbassare l'età di screening. È fondamentale conoscere il proprio corpo, quindi insegnare anche a giovani donne come palpare il seno, cosa dover riconoscere, come saper riconoscere i cambiamenti fisiologici anche della ghiandola mammaria, quindi sempre più è importante il ruolo della conoscenza, dell'informazione. In questo ruolo lei ha chiamato in causa anche i medici di base, perché il primo approccio naturalmente si fa col medico di base. Assolutamente. Molto spesso capita che la paziente, una giovane donna, possa riconoscere un nodulo nella mammella, la prima figura di riferimento, il primo medico con cui ci si imbatte è il medico di base, il quale deve anche saper approcciare dal punto di vista clinico con la paziente che gli si rivolge.
per cui sarà la figura che poi demanderà a un esame strumentale specialistico, però un primo filtro può essere anche dato dal medico di base. Allora, torniamo al dottor Gava con la radioterapia. In futuro cosa ci aspetterà? Quali saranno i prossimi passaggi? C'è un futuro che si sta già concretizzando, che è quello di energie alternative ai fasci di elettroni e di fotoni. Adesso ci sono degli apparecchi che funzionano a protoni, a ioni pesanti, come quello del CNAO che c'è a Pavia, che permettono di erogare delle radiazioni di tipo diverso che possono avere anche un effetto biologico maggiore. Naturalmente la precisione io penso che a questi livelli sia già altissima, quindi lo stadio successivo è proprio quello di cercare di usare delle energie che possono essere più lesive sulle cellule tumorali. Un altro passo in avanti che si sta facendo è di sostituire quel controllo che noi facciamo TAC addirittura con del controllo in risonanza, che può essere per alcuni distretti ancora più preciso, e quindi ci sono degli apparecchi che adesso stanno emergendo in questo ambito. Inoltre gli studi radiobiologici hanno permesso, proprio grazie a questi strumenti di alta precisione, di fare delle tecniche che noi chiamiamo di radiochirurgia, cioè riusciamo per esempio su alcuni tumori cerebrali a erogare una dose con estrema precisione che equivale dal punto di vista del risultato all'opera che farebbe il chirurgo rimuovendo il tumore, quindi andiamo a dare una dose così elevata che il tumore viene cauterizzato dalle radiazioni, e questo è una tecnica che noi chiamiamo di radiochirurgia perché simula l'effetto che farebbe il chirurgo con il bisturi. Un'altra cosa che vuole dire a tutte queste persone che ci stanno ascoltando a casa questa sera, e sono convinta che sono tantissime, come approcciarsi a queste terapie. Cioè la prima cosa che devono fare, intanto non aver paura, spero che questa puntata serva anche a questo, e dopo come, dottor Gava? Ma noi diciamo sempre che è importante che il consenso informato sia una pratica corretta, quindi che il paziente venga magari con un familiare, perché quando parliamo la prima volta gli proponiamo il programma capisce meno di metà di quello che diciamo perché l'emotività è alta. Sì. Quindi se c'è un familiare, se c'è un figlio che ha magari anche una competenza linguistica maggiore, perché noi medici cerchiamo di essere semplici ma spesso usiamo dei termini che magari per noi sono semplici e che semplici non sono. E quindi di farsi ripetere le cose. Mi capita, io penso di essere molto tranquillizzante eccetera, però mi capita delle volte che il paziente va fuori e chiede all'infermiere cosa gli è stato detto, perché l'emotività è così alta che conta di più magari la comunicazione non verbale come gli è stato detto, ma non ricorda esattamente quello che gli è stato detto. Quindi se ha bisogno anche di ritornare, di ritelefonare, di chiedere chiarimenti, perché io dico sempre, quando il paziente inizia il trattamento deve essere convinto di fare il miglior trattamento possibile nel miglior centro possibile. Questo è fondamentale, che il paziente abbia la sicurezza di essere trattato nel miglior modo, perché dico sempre, se avete dei dubbi chiedete una seconda opinione, ditemi, vi mando da un altro specialista, perché quando iniziamo poi il percorso non può essere interrotto. È peggio se magari la donna va dalla parrucchiera e sente altre voci e pensa di andare a sentire a metà del trattamento. È meglio che ci si informi prima, si chiedano tutte le cose che devono essere chieste e che quando si parte si sia convinti di fare la miglior cosa per la propria salute. Che tempistiche hanno questi trattamenti? Tra un trattamento e l'altro, quanto tempo passa, dottor Gava? Allora, la radioterapia quando inizia viene fatta in modo consecutivo, tutti i giorni, può essere composta da una o due sedute se facciamo, o 3 sedute se facciamo della radiochirurgia, oppure può essere anche 35-38 sedute se facciamo alcune tipologie di tumori in cui la dose giornaliera deve essere molto più bassa, perché lavoriamo vicino a organi sani molto critici, e quindi viene fatta tutti i giorni. Per questo dicevano prima anche le mie infermiere eccetera, che il paziente può andare là anche tutti i giorni se ha bisogno di assicurazione, di essere informato, di capire cosa gli sta succedendo, perché avendo dei trattamenti, quello sulla mammella dura una ventina di sedute, quello sulla prostata da 28 a 35, se succede qualcosa durante il trattamento possa avere un interlocutore che può essere il personale infermieristico, tecnico, il medico quando è necessario che discuta con il medico. Quindi il fatto che la radioterapia sia continuativa nel tempo permette anche di avere questo rapporto così intenso con il paziente. Parliamo anche di effetti collaterali, di cosa devono temere e cosa non temere, di non prendere paura se succede qualcosa, dottor Gava. Allora, la radioterapia, a differenza della chemioterapia, la chemioterapia sono dei farmaci che vengono infusi in vena o assunti per bocca e quindi agiscono su tutto l'organismo. La radioterapia invece è una terapia mirata, noi diciamo una terapia loco-regionale, perché agisce dove va a essere mirata. Quindi nei tumori cerebrali noi irradiamo
la testa, quindi passando per i capelli possiamo provocare una perdita dei capelli, cosa che invece non avviene se irradiamo un addome o un polmone. Quindi gli effetti si hanno dove vengono mirate le radiazioni e quindi dipende molto dal distretto. Vi dicevo, se irradiamo l'encefalo possiamo dare un po' di edema, per cui associamo spesso del cortisone. Se irradiamo la gola possiamo dare una mucosite, per cui le nostre infermiere controllano in bocca ogni giorno, chiamano il medico, danno dei farmaci che aiutano. Se irradiamo il polmone possiamo avere della bronchite, della tracheite, anche dell'esofagite se prendiamo dentro l'esofago. Se irradiamo l'addome possiamo avere della nausea perché c'è l'intestino, possiamo avere un po' di diarrea, quindi dipende molto dagli organi che vengono colpiti. Ma vi dicevo che adesso la possibilità di essere estremamente precisi permette di evitare spesso le tossicità che avevamo un tempo, perché l'intestino, se non è necessario, perché dobbiamo irradiare la vescica, anche se là in mezzo abbiamo la possibilità di erogare 100 alla vescica e 20-30% di dose all'intestino, quindi di dare una tossicità molto minore di quella che si dava in passato. Quindi ricordiamo che la radioterapia agisce dove viene indirizzata e non dà effetti collaterali di altro tipo. Dottoressa Marinelli, la ricostruzione della mammella, del capezzolo, appunto questa ricostruzione che fa sembrare il seno diventa come prima, quanto importante è, che passi enormi si sono fatti e come vive meglio questa incisione la paziente? Mirella, passi da gigante sono stati fatti. Noi all'interno sempre della Breast Unit abbiamo le figure del chirurgo plastico col quale collaboriamo, pertanto le pazienti vanno incontro a un percorso di ricostruzione che serve tanto dal punto di vista psicologico, perché ovviamente, come potete immaginare, l'amputazione della mammella rappresenta un fatto emotivamente devastante. L'offrire a queste pazienti un ritorno alla propria percezione del proprio corpo, alla propria sensualità, chiaramente ha fatto sì che queste pazienti ritornino a una vita più normale possibile. Viene effettuata dal chirurgo plastico e quindi è affidata a lui il tipo di ricostruzione, perché abbiamo vari tipi di ricostruzione che in base alle caratteristiche anatomiche della precedente mammella e del torace e in base alle tecniche adottate dal chirurgo viene offerta la miglior chance di ricostruzione alla paziente. Bene, allora con queste parole devo chiudere questa prima parte che è volata. Diamo voce a questa splendida voce ad Alice. Con quale canzone chiudi la prima parte, Alice? Con il mio inedito che si chiama Io sarò così. E allora lo dedichiamo a tutte le donne? Va bene, sì. A tutte le donne in ascolto. Io rinascerò, io ritroverò
sarò così, stella di città, io sarò così. Bravissima, a tra pochissimo, non cambiate canale.